Bentrovati. Dopo gli attentati di Parigi il mondo si interroga su come inquadrare e raccontare i fatti parigini. Alcuni affermano che uno scontro di civiltà è iniziato l'11 settembre del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle di New York e che l'Occidente la sta perdendo a causa dei cosiddetti buonisti. Altri invece pensano che sia in atto una guerra di religione cresciuta notevolmente dopo che è nato l'ISIS, il fantomatico stato del califfato. Su questo ha risposto bene Papa Francesco: utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada dell'odio e della violenza è una bestemmia. Quel che è certo, le nostre democrazie stanno rispondendo in modo inadeguato, se non in maniera stupida, a questo terrorismo che vuole trasformare una fede religiosa in una ideologia di morte. Certo, questo caos del Medio Oriente è cresciuto anche grazie alle tante guerre innestate dalle democrazie occidentali, da personaggi come Bush Junior e Blair, che se non fossero stati a capo degli USA e della Gran Bretagna, ma di paesi del terzo mondo, ora sarebbero sul banco degli imputati nel Tribunale internazionale dell'Aia, accusati di crimini di guerra per aver portato con smaccate menzogne alla disarticolazione e alla distruzione dell'Iraq, dove sono morte centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini innocenti, senza dimenticare naturalmente le altre guerre scatenate sempre dall'Occidente in Libia, in Siria, in Afghanistan, eccetera. Insomma, noi occidentali abbiamo delle colpe gravissime, ma intendiamoci, tutto questo non giustifica assolutamente il terrorismo di questo Islam radicale. Ma dopo aver sentito alcune reazioni a caldo sui fatti parigini, pare che questo passato non abbia insegnato nulla. Come il titolo di libro il giorno dopo l'attentato, un monumento alla stupidità. Sbattere in prima pagina a carattere cubitale un titolo a 9 colonne, bastardi islamici, è una clamorosa cretinata, a meno che il direttore di quel giornale, Belpietro, voglia scatenare con questa provocazione una reazione violenta di alcune frange fondamentaliste che certamente si potrebbero trovare nell'oltre 1,5 milioni di musulmani residenti in Italia. Pensiamo all'effetto che un simile titolo può aver suscitato in alcuni giovani di religione islamica. Vedersi associati ai macellai degli attentati di Parigi deve essere tremendo per chi professa quella fede in pace col mondo. Molti pensano che l'Islam sia una fede violenta e assassina e quindi da combattere, ma in questo caso dobbiamo essere pienamente coscienti che si fa una dichiarazione di guerra ad una comunità religiosa di oltre 1,5 miliardi di fedeli, tanti sono i musulmani nel mondo. E poi in Francia il presidente Hollande ha riunito all'Eliseo tutti i capi dei partiti, compresa Marine Le Pen, per cercare una soluzione condivisa dopo queste barbarie, come si fa nelle democrazie più mature. Mentre nel nostro paese Salvini, immediatamente dopo le stragi, ha twittato un demenziale "buonisti uguale complici". Nella notte degli sciacalli, come ha giustamente intitolato il Fatto Quotidiano, Salvini poi ha chiesto di introdurre i libri di Oriana Fallaci obbligatori in tutte le scuole, perché prevenire è meglio che curare. Poi ha proposto di chiudere le frontiere, controlli a tappeto di tutte le realtà islamiche presenti in Italia e infine attacchi in Siria e in Libia, sposando quindi l'equazione arabo-musulmano uguale terrorista oppure immigrato uguale jihadista, che oltre ad essere un falso è anche molto pericoloso, come dice bene Lucio Caracciolo. Certo, l'Islam cosiddetto moderato, che vuole praticare la propria religione in pace, dovrebbe organizzare delle manifestazioni pubbliche per rendere esplicito e visibile il loro totale dissenso verso i criminali di Parigi, altrimenti di questi tempi il loro silenzio potrebbe venire interpretato da molti come una sorta di complicità, anche se le maggiori vittime del terrorismo dell'ISIS sono, non dimentichiamolo, gli stessi musulmani. Questi sono tempi difficili per chi ha la grande responsabilità di informare i cittadini oppure occupa delicati ruoli politici. Immaginiamo come può influire su certi giovani menti di fede islamica un titolo giornalistico che ti dà del bastardo e una parte della classe politica che ti tratta da terrorista a prescindere. In questi giorni macchiati di sangue è più facile mostrare i muscoli che usare il cervello, quando invece serve misura e onestà intellettuale. Perché lanciare stupidi slogan per vendere più giornali o per carpire i voti dei cittadini meno preparati potrebbe creare enormi danni alla qualità della nostra già traballante democrazia. Ci vediamo giovedì prossimo.